Leggo quello che era scritto piccolino. L'abitudine televisiva di offrirci i primi piani dei politici contiene paradossalmente una verità sfuggente. Quando vediamo i nostri leader in varie situazioni e luoghi, quando li osserviamo mentre rispondono a interviste spontanee o quando sono affaticati dopo una giornata di lavoro o di campagna elettorale, non è solo un modo per conoscerli meglio. Andando a scavare dietro la facciata degli attori, cambiano anche i ruoli che si possono immaginare e percepire, nonché l'immagine che gli attori di status sociale superiore hanno di se stessi. La forza e la chiarezza di un determinato spettacolo da palcoscenico o da spazio del primo piano dipendono dall'isolamento del pubblico da retroscena o dallo spazio di retroscena. Occorre allontanare dai riflettori le prove, i momenti di pausa e i comportamenti tratti da altri ruoli da palcoscenico. Proteggere i comportamenti della retroscena è essenziale quando si recitano ruoli prevalentemente basati sulla mistificazione e sull'aura di grandezza, come quelli recitati dai leader politici. L'aura di grandezza di cui parla Mirovic risulta evidente dalla comunicazione politica messa in atto dall'equipe Renzi. E lui, Matteo, costretto a fare i conti con le dinamiche dei media logic e su di esse dotto, sembra trovarsi decisamente a suo agio quando sono presenti telecamere, fotografi, obiettivi vari. Clinton, Obama, Berlusconi e Renzi sono animali da palcoscenico. Recitano il ruolo a memoria, si mostrano appassionati sull'argomento sul quale si discetta, conoscono a menadito gli angoli della stanza in cui danzano, indossano la maschera che la carica ricoperta fornisce loro con disinvoltura e naturalezza. Si adattano ai contesti in cui vengono a trovarsi, passano dalla scena alla retroscena con studiata leggerezza, frutto di un accurato lavoro che viene curato con grande attenzione dai componenti dello staff del politico, ad esempio spin doctor, traino emozionale, eccetera. Viene rivolta profonda considerazione all'immagine veicolata verso gli spettatori. Si fa leva meno sui temi e più sulla postura emozionale assunta nei confronti del pubblico. D'altronde, come visto in precedenza, una lacrima e un sorriso sono molto più afferrabili del miglior progetto politico descritto in termini politichesi. Perché l'emozione è diretta, arriva sempre prima della riflessione. Il soggetto quindi non manifesta le sue emozioni soltanto per una mera condivisione o per rispondere alla motività del pubblico e crea empatia col suo lettore, bensì per tenere in pugno l'elettore stesso. Ritornando a Renzi, credo sia possibile affermare che attraverso tali tattiche emozionali di micropolitica egli utilizzi l'emozione in una triplice modalità. 1. Strumento di potere e di mantenimento e accrescimento di status. 2. Mezzo per carpire quegli elettori che, stanchi di discorsi bolsi e grevi, di promesse non mantenute e continui scandali di vita quotidiana, di progetti affogati nel tecnicismo, hanno sempre meno tempo da impiegare nella valutazione del candidato e voglia di restare ad ascoltare i suoi discorsi in politichese. 3. Veicolo per arrivare a mostrarsi e incidere nei cerchi sociali dove molti altri colleghi non osano mettere piedi. Lettori di Vanity Fair, spettatori di Amici. Fino ad ora ho passato in rassegna una serie di emozioni alquanto positive: l'empatia e la condivisione partecipativa di Clinton, la sobrietà e la forza tranquilla dei presidenti francesi, l'esuberanza e il trasporto di Obama, la felicità berlusconiana, l'istrionismo renziano. Ma cosa succede quando il politico decide di far leva sulle emozioni negative per costruire il consenso? Quando ci si rapporta ai cittadini elettori utilizzando queste ultime come testa d'ariete per far breccia nelle loro opinioni? Ecco, passiamo adesso da un nuovo paragrafo che si intitola così: il movimento della paura, il caso Grillo. Seguendo le tesi di Clark, posso affermare che anche manifestando un'emozione negativa, la paura, ad esempio, da un palcoscenico, in un comizio o nel corso di un'intervista, avrò ottima probabilità di instillare quella stessa emozione in molti degli ascoltatori. È il discorso delle emozioni specchio. Con la principale delle emozioni negative, però, il discorso diventa più articolato, in quanto la paura è difficilmente controllabile fino in fondo. Nel senso che, se inizierò a veicolare forme di timore inerenti alla vita sociale, alla quotidianità, al presente e al futuro, enfatizzando la crisi mondiale, la mancanza di posti di lavoro, i furti, le corruzioni, i comportamenti negativi, potrei disegnare un paesaggio da fine del mondo, apparire come l'alfiere di una visione anarchica del tipo tanto peggio tanto meglio, e instillare nell'ascoltatore voglia di fuga,
piuttosto che di vicinanza al mio partito o alla mia visione politica. E quanto è accaduto in Italia al fenomeno Grillo al Movimento 5 Stelle da lui fondato. Mi riferisco alle elezioni europee di maggio 2014, quando da possibile ipotetico primo partito italiano il movimento ha accusato un brusco risveglio, piazzandosi secondo a una distanza siderale dal Partito Democratico, quasi 20 punti percentuali di distacco. Ma come è potuto verificarsi tale gap in termini di voto se fino a qualche giorno prima delle elezioni i sondaggi parlavano di distanze minime tra i due partiti? Le spiegazioni, a mio parere, sono due. La prima è metodologica. Il sondaggio è una science sans savant, come dimostrano da Pierre Bourdieu, una scienza inesatta, poiché sono troppe le variabili incontrollabili nel suo meccanismo previsionale. Prima fra tutte, il campionamento inadeguato rispetto al numero di elettori effettivamente presenti alle urne, nonché il fatto che esso fotografi una intenzione di voto in un determinato momento, non il voto compiuto. Da un po' di anni a questa parte le previsioni di Bourdieu sulla inaffidabilità della tecnica del sondaggio si avverano. Sarebbe quindi il caso di mettere da parte o tenere in considerazione con grande cautela questa tecnica di ricerca. La seconda spiegazione è teorica e riguarda proprio il ruolo giocato dall'emozione paura nella interazione sociale. Per articolarla effettuerò una comparazione tra le due ultime campagne elettorali messe in atto da Beppe Grillo. Il fenomeno Grillo, un comico attore che diviene blogger nonché fondatore del movimento e frontman di quest'ultimo nel campo politico, ci mostra con brutalità l'apparire delle emozioni sul campo politico, sia i suoi post sul blog che i comizi che tiene in pubblico. Si tenga presente che Grillo non rilascia interviste televisive, tranne rarissime eccezioni come porta a porta. Si caratterizzano per un linguaggio emozionale alquanto marcato. Urla, improperi, utilizzo di parolacce e gesti poco eleganti. Stop!